Buongiorno, vorrei intervistarla. No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo. Mi scusi, 2 parole per un'intervista? Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo. Ma è possibile? Stress per la pausa pranzo? Take it easy. Bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare e una bistecca con contorno e dessert per i più golosi da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gimigliano a Tortolì il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gimigliano Tortolì. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody is perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Farmacia Masia, Lozzo Rai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato, comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da 9,90 euro. Farmacia Masia, via Roma, Lozzo Rai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buongiorno da Federica Menis, benvenuti al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecche e con il nostro notiziario del News dall'Ogliastra. Oggi partiamo purtroppo con una brutta notizia di cronaca, con un dramma, ennesima morte sul lavoro, stavolta in Ogliastra. A perdere la vita nel tardo pomeriggio di ieri è stato Mario Floris, impresario di 74 anni di Tortolì, colpito dalla benna dell'escavatore mentre lavorava in una cava in località Tare, nelle campagne tra il Bono e l'Occeri. La vittima era molto conosciuta in Ogliastra, lavorava da oltre 60 anni nel settore del movimento terra. Il terribile incidente è avvenuto attorno alle 18 di ieri. Sul posto, dopo l'allarme, immediatamente sono intervenuti i soccorritori con 2 ambulanze. È stato chiamato anche l'elicottero della Reus, ma l'uomo purtroppo è morto prima del suo arrivo. Sembrava una giornata di lavoro come tante altre ieri, invece si è trasformata in una tragedia. Nulla, appunto, è servito il tentativo di far decollare l'elicottero, in quanto il medico sul posto ha dichiarato la morte del 74enne. Troppo gravi le ferite riportate dall'impatto della benna. Alla cava di Tare sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei, i tecnici dello Spresal, i vigili del fuoco e anche il magistrato di turno della procura di Lanusei, Valentina Vitolo. È stata aperta un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Mario Floris, 74 anni, era padre di 5 figli, una persona molto conosciuta, dedita al lavoro, e purtroppo ieri la tragedia. Andiamo avanti con Tertenia. Sarà realizzato un nuovo asilo nido in via Sardegna. Si tratta di un polo integrato per l'infanzia da 0 a 6 anni. Il costo totale dell'intervento è di oltre 1 milione di euro. Il comune è beneficiario di un finanziamento con fondi PNRR di 480.000 euro e altri 540 di contributi
del cosiddetto reddito energetico. Con questo intervento, che in sostanza amplierà l'edificio scolastico di Via Sardegna con la creazione di un sistema integrato da 0 a 6 anni, si otterranno diversi benefici, spiega il sindaco di Tertenia Giulio Murgia, assicurando così ai bambini di queste fasce d'età di sviluppare potenzialità di relazione, apprendimento in un adeguato contesto ludico e cognitivo e anche garantire pari opportunità. Gli interventi di riqualificazione energetica inoltre permetteranno di raggiungere livelli qualitativi superiori agli attuali con un'elevata prestazione energetica, contenendo quindi anche i costi. Queste le parole del sindaco. I lavori dovranno essere affidati entro l'autunno e gli interventi previsti da progetto completati entro il 2026. Andiamo avanti con il dramma della siccità in Ogliastra. Nella morsa della siccità da mesi la grande sete si fa sempre più sentire. A causa di questa terribile situazione che sta colpendo anche il comune di Barisardo, è stata indetta per questa sera alle 20 un'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione comunale, convocata nell'aula consiliare. Appunto si parla, il tema è quella dell'emergenza idrica nei settori dell'agricoltura e della zootecnia. Tutti sono invitati a partecipare a questa importante assemblea pubblica alle 20 a Barisardo. Andiamo avanti con un evento, proseguono gli appuntamenti della rassegna Incontri Ravvicinati, organizzata dall'Associazione Rosso Levante col patrocinio del Comune sotto la direzione artistica di Yuri Pirodi. Questa sera e domani, mercoledì 24 luglio, l'appuntamento è alle 21 nella tendostruttura del Teatro San Francesco con lo spettacolo Brava Gente. La regia è di Silvia Cattoi. Sul palco ci saranno Giuseppina Mirigliani, Maria Grazia Lai, Daniela Marongiu, Marzio Russa, Ranieddu, Rosanna Incrissi, Annarella Scalas, Marilena Amura, Lucia Guiso e Sara Melis. Anche quest'anno un gruppo di donne di Tortolì si è riunito con la voglia di stare insieme e divertirsi facendo teatro, dice la regista Silvia Cattoi. Il tema su cui lavorare è nato per caso. Una sera, chiacchierando, mi è sembrato interessante lavorare sulla follia vista in tutte le sue sfaccettature a 360 gradi. Attraverso un lavoro di improvvisazione siamo arrivate a distillare quello che funzionava meglio. Tanto è sempre il lavoro pratico di palcoscenico che sceglie. Io sono stata solo testimone e regista. Partendo dal significato dei numeri, ognuna delle partecipanti ha lavorato dei racconti. Il titolo dello spettacolo di oggi, Brava Gente, viene da una frase del detective Poirot: il mondo è pieno di brave persone che fanno brutte cose. Quindi l'appuntamento con lo spettacolo Brava Gente questa sera e domani alle 21 alla tendostruttura del Teatro San Francesco. Chiudiamo con lo sport. Torna dopo tanti anni a Tortolì un evento di box. Si terrà in pieno centro sabato 27 luglio alle 20:30 nel viale Monsignor Virgilio. Ci sarà l'incontro di box pesi piuma tra Jan Arzu e Munteanu Ilie. Un evento di box organizzato dal comune di Tortolì in collaborazione con la Proloco Rocce Rosse, Dilecta Sport e l'Accademia Pugilistica di Tortolì. La manifestazione prevede anche altri 8 incontri dilettantistici, insomma sarà una serata all'insegna dello sport e dell'adrenalina. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi e vi do appuntamento come